È chiaro che Guttuso va classificato nella categoria dei pittori realisti per la scarsa sublimazione e specie nei nudi, capace di dare colore morale alla carne, salvo certi quadri da macello, vere carogne, nudi di donna invertiti dal basso in alto da una carnalità pesante. Esperimenti, questi pericolosi, ambiziosi, se saprà superare il verismo per collegarsi alla totalità di Goya e dei classici antichi e ritrovare i suoi operai, contadini, carrettieri, martiri antifascisti, le sue donne e i suoi paesaggi, testimonierà una lenta progressione alla conquista di un mondo tutto suo. Felice è il suo realismo colorito, caravaggesco, meridionale e generoso. Tuttavia, per noi, Roma è città figurativa e se gli astrattisti ci vivono, hanno l'animo rivolto a New York. Guttuso non può dimenticare Roma, neppure per un istante. Se mi si chiedesse se mi piacciono i suoi quadri, risponderei sì. Perché? Non c'è niente da dire di fronte ad un quadro, si deve guardarlo. Sì, solo guardarlo. La critica d'arte è così presuntuosa, vuota e ridicola. E se proprio devo dire qualcosa che nei suoi quadri mi colpisce è la sensualità. Un esempio, il nudo sdraiato, sgradevole perché esprime il rapporto con la realtà, un rapporto che non dirò, lo dirà il quadro. Osservandolo parla. La donna è ritratta in una giornata afosa, goffa, deformata dal torpore e dall'età. Il cuscino a toni freddi, la coperta rossa, si indovina di lana povera ed il viso chiazzato, ripetuto sull'avambraccio, è forse per il troppo vino bevuto. Non essendo critico d'arte, bensì cantastorie, potremmo aggiungere qualche strofa alle righe di Moravia. La signora, più che su un letto, pare giacere su un divano, poiché il fianco di lei sinistro è verso noi rivolto. Ma questo non si vede, d'altronde neppure il letto. Si può supporre sia avvolta in un mantello di un Giove ardente o su un tappeto. Ecco, questo sì ci piace, che la solleva dal peso delle fatiche terrene. Un reperto è sotto il suo braccio destro. Ma per volare in libertà servono forse le mutandine? Certo che no. Per cui quel fulvo colore all'inguine è pudico vello? Lasciamo narrare ancora lo scrittore. Nella natura morta con barattoli, ecco il gottuso proletario, abitante nelle grandi città industriali, che avverte nell'inurbamento un fenomeno di alienazione. Oggetti fabbricati in serie che a sera si riducono a spazzatura. Lui rimpiange, ci viene da supporre, i tavolacci con frutta appena colta, il coltello, il boccale rustico che si lava e non si getta ed un strano attrezzo. Non essendo Guttuso simbolista né verista, realisticamente per noi è un oggetto non identificato. Ma Guttuso di sé che dice? In una intervista con Moravia, di cui fece ritratto, confidò il suo amore per i quadri di Courbet.
la cui origine del mondo ci ricorda qualcosa della visione estetica di Guttuso che con questa affermazione concludiamo. La materia ha una sua spiritualità. Se stendi un colore, fai anche un'operazione spirituale.